Anche nella nostra città si è celebrata la festa della Repubblica, giunto al 73° anniversario della sua fondazione. Anche nella nostra città si è celebrata la festa della Repubblica, giunta al 73° anno dalla sua fondazione. La prima tappa a Villa Bonfiglio con la lettura della storia di quei giorni da parte di Valerio Taibi della scuola Agrigento Centro, quindi le celebrazioni di rito, inno nazionale, deposizione della corona al monumento ai caduti. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti delle forze dell'ordine della provincia, rappresentanza di sindaci, tante scolareste, tra cui gli orchestrali del liceo musicale Ettore Majorana e gli studenti degli istituti comprensivi Quasimodo e Rita Levi di Montalcini di Agrigento con il DS Luigi Costanza, che hanno descritto il monumento ai caduti di Villa Bonfiglio, quindi il discorso di rito del prefetto Dario Caputo. Abbiamo appena finito di celebrare la cerimonia militare, tra poco in prefettura procederemo alla consegna delle onorificenze ai cittadini agrigentini che hanno ben meritato e ricorderemo i momenti salienti della vita repubblicana e i principi della Costituzione sulla quale riposa il nostro intero sistema. Una giornata di festa, spero che sia serena per tutti. Che messaggio dà questo anche ai cittadini? Il messaggio l'ha dato benissimo il Presidente della Repubblica nel messaggio che ha indirizzato ai prefetti, richiamando ancora una volta i principi in particolare di solidarietà e di sussidiarietà e l'importanza della cooperazione e della sinergia, della leale collaborazione che deve ispirare l'azione di tutti i responsabili delle istituzioni. Alla cerimonia presente anche il cardinale Don Franco e il sindaco di Naro, neoeletta. Credo che sia doveroso la gioia di appartenere a una nazione che ha una storia straordinaria, ricordare le persone che si sono sacrificate per questa patria e ricordarci che anche noi abbiamo bisogno di fare la nostra parte e farla bene. È una grande soddisfazione essere qui per festeggiare la democrazia, per festeggiare la Repubblica e ho voluto essere presente con tutte le mie forze perché la città di Naro, la Fulgentissima, fosse presente anche in questa magnifica occasione. Quindi la festa si è spostata al Palazzo della Provincia, dove sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica. Nel corso della festa gli studenti dell'Istituto Guarino di Favara hanno rappresentato la lezione scenica delle Madri Costituenti, quindi l'esibizione del coro Magnificat di Agrigento e degli allievi dell'Istituto Musicale Toscanini, oltre che l'esibizione della brava soprano Iole Pinto. Una medaglia d'onore alla memoria del signor Ignazio Lamendola è stata conferita dal Presidente della Repubblica Ignazio Lamendola e una medaglia in ricordo in oro al signor Francesco Marino, vittima del terrorismo. Quindi la consegna delle onorificenze dei Cavalieri al merito della Repubblica, che sono andate al finanziere Domenico Mirabile e all'appuntato Paolo Caci, all'ispettore capo dei Vigili del Fuoco Accursio Bono e al collega Calogero Navarra. Quindi a Domenico Bruno del Corpo Forestale di Agrigento, alla dottoressa Rosalba Balletto dell'Ufficio delle Dogane e a Gaetano Maroni. Io devo ringraziare chi mi ha proposto al signor prefetto di Agrigento e soprattutto, e questo è stato il grande ufficiale Paolo Gilona, e soprattutto per l'affettuosa dimostrazione di amicizia e per quello che io giornalmente faccio in favore degli insigniti e dell'associazione che rappresento. Un grande onore per me ricevere questa onorificenza, soprattutto dopo tantissimi anni di oscuro lavoro, in silenzio. Mi piace fare così.